ladro tenta di entrare dalla finestra, l'altro dall'ingresso, momenti di paura per una donna che stava pranzando in casa sua tra Treviso e Castagnole, le urla per metterli in fuga, il panico nella zona, il suo racconto. Furti non c'è pace né per i vivi né per i morti, ladri di fiori scatenati in cimitero a San Lazzaro, la denuncia della signora Annalisa, servono più controlli. Omicidio di Anica Panfile, 5 ore di arringa per la difesa di Franco Battaglia che chiede l'assoluzione con formula piena, la prova verrebbe dalle celle telefoniche. Siamo increduli, ai ragazzi dico chiedete aiuto, l'appello del preside della scuola di Asolo frequentata dal ventenne che si è tolto la vita, domani momento di raccoglimento per i compagni. Task force dei vari nuclei di polizia locale tra centro e quartieri, al via dal fine settimana l'operazione Treviso Sicura, la risposta di Casugana alla polemica anche interna sulle zone rosse. Intanto domani a Treviso la verifica di maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia proprio sulle zone rosse, resta la tensione Conte, basta provocazioni, Manera a Ring parla di bulimia elettorale. In 10 anni rimasti al paro i guadagni dei lavoratori dipendenti e pensionati, mentre diminuisce il numero delle partite IVA, l'inflazione schiaccia i redditi, l'analisi della CGIL. L'occhio di Fondazione Villa Salus sull'ospedale San Camillo di Treviso, l'amministratore delegato ammette l'interessamento del gruppo per la struttura. A pochi giorni dall'insediamento il nuovo vescovo di Vittorio Veneto affronta il caso della fuga dal monastero, critiche alle modalità di comunicazione delle suore, ma si dice disponibile a incontrarle. Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura per la scomparsa di Luciana Ermini. Per quasi 30 anni ha diretto lo storico periodico L'Eco di Mogliano, raccontando il territorio in tutte le sue facce. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Ancora una volta ladri in casa, faccia a faccia con i proprietari attimi concitati che si sono vissuti ieri nel primo pomeriggio sulla strada tra Castagnole di Paese e il capoluogo e Treviso. A raccontare quei momenti è la diretta interessata che ammette: ho avuto paura. Si è trovata di fatto i ladri alla finestra, si è messa a urlare e li ha messi in fuga. Questo il suo racconto. Me li sono trovati proprio dentro in cucina quasi, a ridosso della zanzariera, e io stavo mangiando e uno era dal portoncino che lo stavo per aprire, proprio viso scoperto. E io dopo ho cominciato a urlare perché ho capito subito che c'era anche un altro fuori dal portoncino. E da là sono scappati. Sono stati attimi di autentico panico in via Casette, tra Castagnole di Paese e Treviso, dove una donna si è trovata faccia a faccia con i ladri che le stavano piombando in casa, un'abitazione abbastanza isolata ma recintata tra i campi, e questo in pieno giorno, poco prima delle 2 del pomeriggio. Probabilmente i delinquenti pensavano che all'interno non ci fosse nessuno, o forse si aspettavano una reazione del tutto diversa. Mi sono messa a urlare, poi sono corsa dietro senza pensarci e mi sono messa a urlare i ladri, ma in quel momento purtroppo non passava nessuno e loro sono scappati. Esatto. La fuga in direzione Castagnole su una macchina grigia parcheggiata poco distante, dove ad aspettare i 2 ladri c'è un complice, un piantone. I ragazzi giovani. Di carnagione chiara. Di carnagione chiara. Non hanno parlato? No, niente. E quando sono scappati, che erano in strada, uno si è tirato su anche il fazzoletto per non farsi riconoscere. Non certo un copione inedito, soltanto in questa casa si registra una sorta di record, anche se mai nelle precedenti occasioni c'era stato un incontro così ravvicinato. La quinta volta, sì. In 15 anni penso. Sì. Quindi vi sentite spiati? Che cosa? Sì, per me sì, controllano. Quando vai, quando torni, cosa fai? Passano avanti e indietro e controllano sicuramente. Una sensazione generalizzata. In una casa vicina 3 sono i colpi andati a segno nel giro di 3-4 anni. Certo che è battuta, siamo, come dice, sotto osservazione quando ci vedono che hanno una strada libera e loro ne approfittano. Adesso comincio a avere paura. Le altre volte sì, le ho lasciate passare, me la sono fatta passare, però adesso non sono più padrona a stare a casa mia.
Furti e sempre furti, non c'è pace né per i vivi né per i morti. Ladri di fiori scatenati in cimitero a San Lazzaro, sempre a Treviso, hanno profanato la tomba di mio marito, servono più controlli, dice la signora Annalisa. Un rammarico, una tristezza, un dolore, guardi, perché proprio hanno profanato la tomba di mio marito, ecco, profanato, guardi, questo sì. Questo, guardi, ve lo dico col cuore, perché se fossero venuti forse in casa avrei avuto meno dolore. Vedere così proprio non è possibile, non è possibile. Non si dà pace, Annalisa Casellato, dopo che la tomba del marito nel cimitero di San Lazzaro a Treviso è finita per l'ennesima volta nel mirino di gente senza scrupoli, ladri di fiori senza rispetto né pietà. Domenica mattina, come al solito, sulle 8:30 meno un quarto alle 9, mi avvicino, vengo e ho visto, guardi, una cosa terrificante. Le piante portate via completamente e soprattutto, oltre al danno, la beffa, mi avevano messo 2 piante di gerani messe là proprio così. Questo penso sia successo 10 minuti prima, non di più, perché si vedeva proprio la terra mossa velocemente e anche messa così la tomba tutta sporca, tutta bagnata, tutta cosa. Quindi lei quando è arrivata ha trovato un vero e proprio disastro? Guardi, mi sono sentita male perché ho detto no, non è possibile queste cose. La signora Annalisa ha deciso di metterci la faccia e denunciare quanto accaduto. La segnalazione è stata fatta sia in questura sia presso gli uffici di Contarina. Ci sono le telecamere alle 2 entrate, a San Lazzaro e ad Osson. Dopodiché dice che i camposanti sono liberi, non c'è nessun controllo. Servono più telecamere e fototrappole interne, la convinzione di Annalisa, che si rivolge direttamente al primo cittadino. Signor Sindaco, io le voglio bene, lo apprezzo, lo stimo e lo seguo sempre. E cerchi anche lei di fare qualcosa, di cercare non so, lei che sa più di me, insomma, ecco, di aiutarmi, perché non solo io penso, non sarò solo l'unica. Ed è stata fermata una banda accusata di aver assaltato diversi bancomat in tutto il nord-est. 3 sinti residenti in Veneto sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di un assalto ad un bancomat a Sarnico nella Bergamasca lo scorso 25 maggio. I 3 uomini sono residenti a Galliera Veneta nell'Alta Padovana, a Creazzo nel Vicentino e a Fanzolo di Vedelago. Un quarto complice è ancora in fuga. Lo sportello è stato fatto esplodere e sono stati rubati 23.800 euro. Tra loro c'è anche Mike Gabrielli, 48 anni, che 20 anni fa era tra i banditi che assaltarono la gioielleria Piras di Abano Terme. Rapina che finì nel sangue con l'uccisione di un rapinatore e la morte del gioielliere Gianfranco Piras. Gabrielli, all'epoca 28enne, fece i nomi dei complici che spararono, beneficiando di uno sconto di pena. Dopo 15 anni e 4 mesi uscì di carcere. Ed è stata condannata a una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione Anita Brajdic, 27enne di origini rom, protagonista del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata del 7 agosto del 2020, quando al volante di una Smart su cui viaggiava l'amica Severina Sever, 33 anni, originaria della Croazia ma residente con la famiglia in un campo nomadi del comune di Portogruaro, si schiantò contro un camion frigo lungo la Pontebbana a Castello di Roganzuolo, frazione del comune di Sanfior. La 33enne morì sul colpo. Anita Brajdic era invece rimasta gravemente ferita. Anche lei era di origine rom ed era alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente. In quell'incidente si era scoperto che la 27enne e la 33enne avevano nell'auto un sacchetto con dentro diverse banconote, dei gioielli, oggetti preziosi e arnesi da scasso, probabilmente usati durante alcuni furti nella zona. Il delitto di Anica Panfile, oggi in corte d'assise a Treviso, l'arringa difensiva, la parola alla difesa. Franco Battaglia venga assolto con formula piena la richiesta dell'avvocato Fabio Crea, per il quale c'è una prova di scarico dell'uomo, una prova definita inconfutabile, incontrovertibile.
La soluzione per non aver commesso il fatto, non è lui l'omicida. Questa la richiesta alla Corte d'Assise di Fabio Crea al termine di una ringa difensiva durata quasi 5 ore. Sul banco degli imputati, presente in aula, quel Franco Battaggia, ora ottantenne, unico accusato per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata cadavere sul Piave a Spresiano il 21 maggio del 2023. Per la difesa non è lui l'assassino della giovane mamma, come invece sostenuto dalla procura, che ne ha chiesto la condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione. L'anziano, secondo l'accusa, l'avrebbe uccisa nella sua villetta di Arcade al culmine di una lite avvenuta dopo un rapporto sessuale segnato dall'uso di cocaina, poi si sarebbe disfatto del corpo gettandolo nel Piave. 2 film opposti, con Crea che parla di un processo basato su soli indizi e di una prova invece a discarico definita inconfutabile e incontrovertibile, risale al giorno della scomparsa. Alle 16:52 entrambi escono dall'abitazione, c'è una divaricazione, come aveva detto un ufficiale di polizia giudiziaria nella sua iniziale relazione, si separano, Battaggia va a Villorba, la signora Panfile rimane ad accendere le celle di Spresiano, ma diverse rispetto a quelle dell'abitazione del signor Battaggia. Quando la signora Anica stava operando sul telefono fino alle 17:11, Battaglia da oltre un quarto d'ora era da un'altra parte, e cioè a Treviso Nord. Insomma, le celle telefoniche dimostrerebbero che i due non erano insieme al momento della probabile morte della donna, ma c'è un altro aspetto affiorato nel processo e riferito dai congiunti della vittima. Era emerso che la signora Anica Panfile era minacciata da albanesi, probabilmente per un debito di denaro, ma è una pista che gli inquirenti non hanno seguito. Insomma, una pista albanese mai di fatto approfondita, dice Crea, nonostante la presenza di intercettazioni a tratti inquietanti. Ma nell'arringa ci sono riferimenti anche ai casi di Garlasco e Amanda Knox, in particolare alla sentenza di Cassazione che annullava la condanna della studentessa statunitense accusata del delitto di Meredith Kercher. L'assenza del movente in un procedimento, in un processo indiziario, era un elemento significativo per portare all'assoluzione dell'imputata. La notizia della scomparsa di Tommaso ci ha lasciati tutti sgomenti e increduli. Lo scrive il preside dell'Istituto Tecnico Martini di Asolo, scosso dalla morte di Tommaso Zamperoni, il ventenne che si è tolto la vita ieri mattina, preoccupato per l'ipotesi di una bocciatura, e ancora sconvolto dalla perdita del fratello di poco più grande, mancato un anno fa nel sonno. In questo momento così difficile, continua il preside, il pensiero di tutti noi va soprattutto alla famiglia così provata, a cui esprimiamo la nostra più sincera vicinanza. Tommaso era ben inserito nel nostro contesto scolastico, spiega sempre il preside, era un ragazzo particolarmente educato, rispettoso di tutto e di tutti, che aveva saputo costruire relazioni positive con le compagne e i compagni e i suoi docenti. Nulla lasciava prevedere o intuire un disagio o una sofferenza così grande. Davanti a una perdita così dolorosa sentiamo il bisogno di fermarci, ascoltare, prenderci cura del dolore che resta, le pressioni, le fragilità emotive, il senso di solitudine che molti ragazzi vivono, spesso in silenzio, meritano tutta la nostra attenzione. Di fronte al disagio, conclude il preside, vorrei dire ai nostri ragazzi di non trattenere le sofferenze e i dolori che spesso portiamo dentro, ma chiedere aiuto. Domani mattina i compagni di Tommaso si ritroveranno per un momento di riflessione in ricordo dell'amico. Ancora la cronaca, un'altra rissa nella città del Cima Conegliano. È successo la scorsa notte, un ragazzo ferito da un lancio di bottiglia è stato ricoverato all'ospedale. Le indagini sono in corso. Un'altra rissa a Conegliano, nella tarda serata in via Pittoni, tra l'istituto Ipsi e la stazione dei treni, si sono affrontati alcuni ragazzi, tutti maggiorenni, di nazionalità italiana, marocchina e senegalese. Uno dei giovani è però rimasto ferito in modo abbastanza serio dal lancio di una bottiglia ed è stato soccorso dai sanitari del SUEM 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dei Battuti. Le indagini sono comunque in corso. Yuri Dorian Gray, educatore titolare di alcune palestre dedicate al benessere, ha sul punto le idee molto chiare. I social, la minore autorità di genitori e insegnanti sono la causa del problema ed infine la totale impunità dei giovani che non hanno più paura delle punizioni che spesso o non arrivano o sono blande. Io devo aver paura per non combinare casini, perché se io combino il casino e dopo so che comunque non ci rimetto, perché io non devo farlo? Perché ormai farlo vuol dire diventare virale sui social. Esatto, e questo attira. Tu lo fai perché dopo ti guardano in tanti e purtroppo è vero, cioè chi fa casini
e diventa virale. Allora io dico, partire dai genitori con più potere, perché a me hanno scritto tanti genitori e mi hanno detto: ma Yuri, ma come devo fare? Io so benissimo com'è mio figlio, ma se io gli do 2 schiaffi, questo mi denuncia e me lo portano via. E quindi cosa consigli? Consiglio, la politica serve a qualcosa, quindi devono dare potere ai genitori, perché i genitori, non penso che c'è qualcun altro che pensa più ai figli degli altri, quindi il genitore è prima persona che vuole il bene del proprio figlio, bravissimo. Dopodiché dare potere agli insegnanti, alle scuole e soprattutto alle forze dell'ordine. Non è accettabile che nel 2025 noi dobbiamo sputare e saltare sopra le macchine delle forze dell'ordine. Non esiste in nessun paese questo. Una task force della Polizia Locale di Treviso per garantire la sicurezza del centro, in particolar modo dei quartieri, contro episodi di degrado e spaccio di sostanze illecite. A partire da questa settimana sono previsti servizi mirati che interesseranno i principali punti segnalati nei quartieri, con un'attività che si estenderà anche a pubblici esercizi locali e altri luoghi ad alta frequentazione. I controlli coinvolgeranno agenti appartenenti a tutti i nuclei operativi del comando. Le zone interessate verranno presidiate con pattuglie dinamiche e posti di controllo sia nelle ore diurne che serali, con particolare attenzione ai parchi e ai luoghi di aggregazione, spiega il comandante della Polizia Locale Patrick Antonello, una sorta di risposta al dibattito anche interno alla maggioranza. In queste settimane si sta parlando di zona rossa, spiega il sindaco Mario Conte, ma questo tipo di controlli riguarda tutto il territorio comunale, per il quale garantiremo la copertura, oltre all'attività che viene effettuata con il sistema di videosorveglianza. Parole queste di Mario Conte, che si prepara alla verifica interna di maggioranza con gli alleati di Fratelli d'Italia. Come sapete sono giorni di altissima tensione. Tra l'altro ieri sera a Ring il vice sindaco Alessandro Manera, parlando degli alleati meloniani, ha usato un termine ben preciso, quello di bulimia elettorale. Perché noi continueremo a lavorare per il bene dei cittadini con chi ci sta. Chi non ci sta, le porte sono aperte in entrata e anche in uscita. È tutt'altro che rilassata la vigilia della verifica di maggioranza chiesta dal sindaco Mario Conte agli alleati di Fratelli d'Italia dopo le ripetute richieste di estensione della zona rossa in città. Strumento utile, secondo i cittadini, anche a guardare l'esito del sondaggio di Ring, dove il giudizio positivo è quasi unanime. Tensioni palpabili tra il Carroccio e i meloniani, tanto che al confronto saranno presenti i rispettivi responsabili provinciali Dimitri Coin e Claudio Borgia. Conte si aspetta che la polemica si chiuda, le sue parole suonano in realtà più come un ordine che come un auspicio. Domani mi siederò serenamente al tavolo con Fratelli d'Italia, così come con i rappresentanti della Lega, perché l'obiettivo è quello di ben amministrare la città come abbiamo fatto fino ad oggi e soprattutto di mettere la parola fine a scatti in avanti, provocazioni che non servono a nulla da un punto di vista amministrativo, ma che forse hanno soltanto qualche misero obiettivo politico che però nulla interessa all'amministrazione. In gioco c'è altro, non solo la sicurezza in città. Il duello è politico e in diretta a Ring il vice sindaco Alessandro Manera utilizza un'immagine eloquente per spiegarlo. Ora non è che qualcuno per una sua bulimia elettorale, qualche consigliere dico, o qualcuno legato ai consiglieri, qualcuno va a promettere, sono quelli che sono espressi in tal senso, va a promettere zone rosse dove qualcuno gli dice poi ti voto, perché altrimenti non conosce quello che è il normale flusso delle regole istituzionali. Non capisce quanto, peraltro, che danno fa alla città. Concetti da mettere in chiaro, faccia a faccia con gli alleati. L'appello che farò ai partiti è quello del rispetto e della responsabilità nei confronti dei cittadini. Poi devo dire anche altrettanto sinceramente che non ho tempo da perdere per queste discussioni e quindi con domani metteremo, spero, la parola fine a questa polemica con un atteggiamento responsabile da parte di tutti i consiglieri. C'è massima libertà per tutti, massimo spazio per tutti, però sempre all'interno del rispetto di una coalizione che ha dimostrato che se coesa e unita sa ben lavorare.
Ma non sfugge a nessuno che sullo sfondo ci sia la partita ben più ampia, ben più generale delle elezioni regionali d'autunno. A tal proposito Luca Zaia, presidente del Veneto, risulta il governatore italiano più gradito, seguito da Massimiliano Federica del Friuli Venezia Giulia, secondo un sondaggio di SVG i cui risultati sono stati pubblicati in esclusiva dall'ANSA. Zaia ottiene il 70% del gradimento e Federica il 64%, segue la new entry dell'Umbria Stefania Proietti al 53%. Al quarto posto troviamo il forzista Roberto Chiuto, Calabria al 52%, quinto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. Tra i primi 5 governatori dunque ce ne sono 3, Zaia, De Luca, Federica, che sono già al secondo mandato, Zaia al terzo, e che quindi a regole vigenti non potranno ricandidarsi. Numeri che chiaramente in questa fase sondaggi contano, numeri e sondaggi che contano. Dicevamo appunto le regionali d'autunno in vista, la partita proprio sul candidato presidente sia nel centrodestra sia nel centro-sinistra è una partita del tutto aperta e non si chiuderà prima della fine di luglio. Parola di Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, così si è espresso ieri sera a Ring, e tempistica che viene confermata di fatto anche dagli alleati di Fratelli d'Italia. Come termine probabilmente ultimo, che poi non è detto che sia proprio l'ultimo perché in realtà di tempo ce ne serve ancora, però diciamo secondo me è plausibile entro la fine di luglio. Per quanto riguarda il programma del centrodestra, è un programma che verrà messo a punto dai consiglieri regionali e gli assessori uscenti e le segreterie dei partiti del centrodestra, e questo a prescindere dal candidato, perché che il candidato sia della Lega, sia di Forza Italia, sia di Fratelli d'Italia, comunque c'è un programma di centrodestra che verrà messo a punto dalle parti politiche. Il candidato c'è tempo senz'altro fino a fine luglio per poterlo decidere, perché poi c'è agosto, si vota a metà, fine novembre, quindi il tempo per fare la campagna elettorale c'è abbondantemente, perché le liste si presentano appunto intorno a metà ottobre, quindi il tempo c'è. La riflessione politica che fa è corretta, cioè, secondo me anch'io credo che non prima di luglio arriveremo a una individuazione. Da un lato, voglio anche dire, lo sa bene anche il collega Camani, che questo potrebbe anche essere diciamo normale, soprattutto dal punto di vista che per i tempi della politica è una cosa, ma il Consiglio regionale ha un assestamento da chiudere, ha alcuni disegni, tanti DDL che sono importanti, che devono entrare in aula e trovare a nostro avviso quindi c'è ancora spazio per l'operatività, e quindi questo può anche, insomma, deve tenere, almeno per come la penso io e come la pensiamo noi, insomma, noi dobbiamo essere concentrati a terminare bene al massimo la legislatura. E io credo che non abbiamo bisogno di aspettare luglio o il candidato di centrodestra per dire qual è la nostra idea di Veneto, qual è la nostra idea di società e di sanità veneta per migliorare il benessere dei nostri territori, la nostra proposta politica. E quindi io sono d'accordo con Manera, noi decideremo prima di luglio, perché noi non decidiamo sulla base di accordi romani, che pure c'entrano, non voglio fare quella che vive nella montagna del sapone. Dalla politica all'economia il passo è breve, brevissimo, con i redditi dei trevigiani che sono fermi al palo ormai da 10 anni. Diminuisce tra l'altro anche il numero delle partite IVA, così il centro studi della CGIL della Marca. È una stagnazione dei redditi, soprattutto da lavoro dipendente e da pensione, con una perdita del potere di acquisto e per cui un impoverimento generale della società. Redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che in un decennio vedono una crescita minima che non riesce a far fronte al caro prezzi causato dall'inflazione, arrivata nel biennio 2022-2023 complessivamente al 14%. Dato che se rapportato a quello del 2014, anno da cui parte la statistica, pesa il 19% in più nelle tasche dei trevigiani. I redditi medi, che interessano più della metà della popolazione della Marca, di contro non sono aumentati altrettanto da rendere
rendere meno pesanti gli aumenti. L'aumento infatti in 10 anni, da 2014 a 2023, è per i redditi da lavoro dipendente di 3.000 euro all'incirca e per i pensionati di 4.000 euro, mentre per i lavoratori autonomi di ben 34.000 euro. Partite IVA che, seppur sembrano guadagnare di più, in 10 anni sono diminuite e di molto, passando a lavoratori dipendenti per lo più precari. Numeri che mostrano come la provincia sia diventata sempre meno attrattiva a livello lavorativo. Una provincia meno attrattiva, una provincia che chiaramente ha una tradizione importante, soprattutto sotto l'aspetto manifatturiero, e che sembra non sia così più attrattiva e importante per quanto riguarda il mercato del lavoro. A crescere invece sono i redditi delle persone con guadagni oltre i 120.000 euro annui, che si staccano nettamente da quelli medi fino ai 55.000. Non va bene nemmeno per i pensionati. Il problema si è aggravato negli ultimi 2 anni perché il nuovo governo ha ulteriormente ribassato la perequazione. Siamo pronti ad andare in pubblicità, però prima vi dico che dobbiamo darvi conto del futuro dell'ospedale San Camillo, degli aggiornamenti appunto sulla vicenda delle suore di Vittorio Veneto, e poi parleremo anche di concessioni elettriche, a fra pochissimo. Di nuovo in diretta i temi della salute con l'occhio di Fondazione Villa Salus sull'ospedale San Camillo di Treviso. L'amministratore delegato ammette l'interessamento del gruppo sanitario per la struttura trevigiana. Noi, se c'è da fare qualcosa, siamo alla finestra e siamo ben disponibili di creare un vero e proprio polo enorme nel nord-est, dove prima di tutto si guarda il malato. L'acquisizione dell'ospedale Fatebenefratelli Fratelli di Venezia potrebbe non essere l'ultimo tassello posto dalla Fondazione Villa Salus per affermarsi nel territorio del nord-est. In diretta prima edizione, Mario Bassano, amministratore delegato della Fondazione, ha ammesso l'interessamento del polo sanitario di proprietà della Congregazione delle Suore Mantellate anche per un'altra struttura, l'ospedale San Camillo di Treviso, che non navigherebbe attualmente in buone acque, tanto da aver allarmato i sindacati. Se ci viene proposto, diciamo, noi siamo ben disponibili, oramai siamo collaudati a lavorare con fondi di investimento che hanno acquisito le mura di questi ospedali, e quindi abbiamo un'esperienza che possiamo sicuramente, diciamo, aprire anche ad altre realtà che sappiamo bene, soprattutto nel Trevigiano, hanno già dichiarato un po' le loro difficoltà. Indubbiamente il tutto deve appunto andare su una linea condivisa soprattutto con la Santa Sede e con la Pontificia Commissione per gli ospedali religiosi, a cui spetta materialmente l'autorizzazione di questo tipo di operazioni. Va da sé che per un'entrata in campo di Villa Salus dovrebbero crearsi le condizioni adatte anche in termini economici. Di certo, per Mario Bassano, un'eventuale acquisizione del San Camillo di Treviso costituirebbe la chiusura di un cerchio. Io ci ho vissuto 25 anni, ho contribuito alla costruzione e all'ampliamento, adesso bisogna vedere che cosa, quelle che sono le decisioni che verranno prese. Non nascondo che potremmo essere ovviamente interessati, dipende da che scelta vogliono fare, insomma, e come intendono costruire questo tipo di passaggio di gestione o di continuità nella gestione. Ognuno a casa sua deve fare un po' le sue riflessioni e vedere. C'è poi il fronte dell'energia, con il Veneto che vuole una garanzia di autonomia e battere il monopolio di Enel, a cui il governo peraltro sta prorogando di altri 20 anni i diritti sulle concessioni. Chiediamo un atto di responsabilità nei confronti di un territorio che dà tanto e che però ha delle esigenze importanti. È un periodo caratterizzato da aumenti importanti da un punto di vista di costi energetici. Noi lavoriamo per il bene delle comunità. Un tavolo regionale, una conferenza via streaming voluto da Federico Testa, presidente della società veronese vicentina GSM AIM, che da tempo lancia al governo l'allarme del caro energie e bollette. Un tavolo a cui ha partecipato anche il presidente di ANCI Veneto. L'obiettivo dell'alleanza trasversale è quello di ridiscutere le concessioni
concessioni e ottenere più risorse per le amministrazioni e sconti sull'energia per le famiglie. Trattare con Enel da questo punto di vista significa migliorare la qualità della vita e soprattutto abbassare le tariffe per i nostri cittadini. Chiedere maggiore autonomia da un punto di vista energetico per i comuni italiani significa andare incontro alle esigenze delle famiglie, delle aziende, delle associazioni, perché il patrimonio naturalistico che abbiamo in Veneto, che passa nella gestione in mano a Enel, non deve essere così a titolo gratuito, ma chiediamo che ci venga riconosciuto una parte importante per il nostro territorio che tanto dà in questo ambito. Dal punto di vista governativo, infatti, si va verso la proroga ad Enel dei diritti sulle fonti energetiche territoriali. Quindi noi come territori chiediamo una sorta di autonomia regionale, nel senso che sederci attorno a un tavolo con Enel per discutere insieme quelli che sono i costi e soprattutto quanto può essere lasciato nel territorio. Tutto ciò che verrà lasciato nel territorio verrà poi scontato nelle bollette energetiche per i nostri cittadini. Al tavolo, oltre ad ANCI e GSM, anche Ascopiave, BIM, Comunità del Piave. È una partita veneta che mette al centro le esigenze delle comunità e che mette al centro la volontà di non chiedere risorse al governo, ma di chiedere maggiori responsabilità attraverso un'autonomia energetica che sarebbe una soluzione immediatica contro il caro bollette. A Vittorio Veneto, ora, dove il nuovo vescovo ha incontrato la stampa e ha affrontato il tema più spinoso, quello della fuga delle suore dal monastero di San Giacomo di Veglia. Mi permetto di osservare che il modo di comunicare che vedo attuato da parte di chi ha scelto di uscire dal monastero non mi sembra disarmato e disarmante. Affronta subito la questione più spinosa il vescovo Riccardo Battocchio, insediato nella diocesi di Vittorio Veneto da poco più di una settimana, nel suo primo incontro con la stampa. Dopo aver dichiarato la non competenza giuridica diretta della sua diocesi sul monastero di San Giacomo di Veglia, ha però espresso lunghi pareri sulla vicenda delle monache fuggite il giorno di Pasquetta. E dopo aver dichiarato di non giudicare le scelte personali e di non aver gradito la loro modalità comunicativa, ha aggiunto altri dettagli. L'ordine cistercense e il Dicastero, dove il Dicastero oggi ha la competenza diretta, non hanno mai voluto chiudere il monastero. Questo è stato assicurato. Svela poi un altro elemento che fino a questo momento non si conosceva. So che a Suor Linea, la sabbatessa, era stato chiesto di andare temporaneamente in un altro monastero per un'esperienza ulteriore di vita monastica in un'altra comunità, per approfondire anche la sua formazione, come è normale che accada. Non era una punizione, ma un'offerta di aiuto, di accompagnamento, di studio rivolta a lei personalmente. Quanto alle sorelle fuggite o allontanate, il colpo di scena è che le 4 che avevano scritto la prima lettera di protesta contro Madre Alin saranno reintegrate. In passato recente sono state allontanate 4 sorelle che, a quello che mi si dice, torneranno in tempi abbastanza brevi in monastero. Il vescovo si è comunque detto disponibile ad un incontro con entrambe le parti, nello spirito del padre accogliente. Dopo essersi dichiarato un vescovo principiante, nel senso che deve apprendere tutto del suo nuovo incarico, ha elogiato la bellezza del territorio, ricchissima di vigne, e lanciato le linee programmatiche anche verso i giovani turbolenti che non devono essere lasciati indietro e a cui vanno dati spazi di espressione. Lutto a Mogliano Veneto per la scomparsa di Luciana Ermini, decana del giornalismo locale per quasi 30 anni alla guida dell'Eco di Mogliano. Nata a Corridoni in provincia di Macerata e residente a Mogliano dal 1977, docente appassionata, ha formato generazioni di studenti sapendo trasmettere il valore dello studio e della memoria. Come ricercatrice e collaboratrice di enti culturali e universitari ha contribuito in modo sostanziale a progetti di innovazione didattica e divulgazione storica. Giornalista, è stata per quasi 30 anni direttrice responsabile del periodico L'Eco di Mogliano. Ha animato decine di eventi culturali, dibattiti, conferenze, portando sempre con sé uno stile inconfondibile fatto di preparazione, umanità e sobrietà. Era vicepresidente dell'Associazione Giuseppe Berto, promotrice dell'omonimo premio letterario nazionale, membro della giuria del concorso Le città di Berto per giovani scrittori. Faceva parte del direttivo dell'Associazione Culturale Moyan ed era autrice, assieme al marito
Franco di numerose pubblicazioni dedicate alla storia locale, molte delle quali realizzate anche in collaborazione con l'amministrazione comunale di Mogliano Veneto. E noi adesso andiamo a Belluno. I temi della sicurezza e non solo in primo piano. Domani in Piazza Duomo a Belluno si celebra la festa dell'Arma dei Carabinieri, un'importante occasione di confronto. Il 5 giugno è il giorno in cui l'Arma dei Carabinieri celebra la sua fondazione ed è un momento solenne che unisce memoria, valori e presenza sul territorio. È il giorno del bilancio dell'attività operativa che, al di là della divisa, si traduce anche in un impegno costante che si misura ogni giorno nella vicinanza concreta alla comunità. Imponenti gli sforzi messi in campo nell'ultimo anno per tutelare gli anziani, spesso vittime di truffe e raggiri. Era un'esigenza forte, non tanto per i numeri statistici, quanto più per gli effetti di queste condotte dei truffatori sulle vittime. E quindi è davvero stato importante all'inizio lanciare tantissimi incontri sul territorio. Incontri, diffusione di brochure, campagne di comunicazione realizzate con la collaborazione di Dolomiti Bus e quella più massiva con Latte Busche, che ha distribuito oltre 1 milione di cartoni di latte su cui sono stati impressi messaggi di sensibilizzazione che hanno raggiunto i consumatori di tutto il Veneto. Sono campagne utili nella misura in cui si danno dei consigli e dei suggerimenti alle potenziali vittime e si toglie il terreno da sotto i piedi ai truffatori. E poi l'impegno costante contro la violenza sulle donne, che è fenomeno persistente e forte. Il nostro impegno è grande attraverso la rete di tutti i militari specializzati. Abbiamo ricevuto tante colleghe donne recentemente che abbiamo formato per aiutarci ancora di più, sono presenti in quasi la totalità delle nostre stazioni. È un fenomeno che va seguito con grande attenzione, soprattutto nell'educazione all'affettività di mariti, fidanzati. È un tema importantissimo, le donne devono sapere che le accogliamo con grande attenzione e riservatezza all'interno delle nostre caserme. Quindi i giovani, il cui disagio grande è avvertito nelle occasioni di incontro, soprattutto nelle scuole. Dobbiamo prestare grande attenzione e metterci davvero tanto impegno. Hanno bisogno di ascolto e di buoni esempi e questo è un dato che non è assolutamente indifferente. Spesso riponiamo sulle loro fragili spalle grandi responsabilità affidandogli genericamente il futuro come fosse una chiacchiera da bar. Questo affidamento deve essere accompagnato da un'educazione e da un sostegno di noi adulti. Nelle prossime ore in Piazza Duomo a Belluno il 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri sarà l'occasione perciò per rendere omaggio non solo alla storia dell'Arma ma anche a chi ogni giorno serve con discrezione e fermezza al fianco delle istituzioni ma soprattutto delle persone. I temi della mobilità. Dolomiti Bus ha pubblicato il nuovo orario estivo che gratifica agli amanti della Tintarella da Feltre e Belluno rispettivamente dal 7 e dal 14 giugno ripartiranno i pullman per e da Jesolo per la montagna, incremento di linee in Agordino e nelle zone di Cortina e Misurina, ripristino di tutte le corse della linea Santo Stefano-San Candido, raddoppio dei posti bici sulla tratta Calalzo-Cortina. Tuttavia resta una pesante criticità in Comelico, praticamente isolato dal trasporto pubblico locale. I sindaci hanno inviato una lettera alla provincia, il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi è pronto a farsi carico del problema. Chiederò un incontro a breve con Dolomiti Bus e i sindaci del Comelico per trovare la miglior soluzione per il territorio, dice Bortoluzzi, che aggiunge: il fatto che le difficoltà di Dolomiti Bus siano oggettive non significa che bisogna tagliare il territorio. La politica, Lucia D'Aloisio è la nuova responsabile di Azzurro Donne, il movimento femminile di Forza Italia. D'Aloisio rileva l'incarico da Rita Dal Bordo e si prepara a gestire una fase di progettualità e radicamento sul territorio con l'obiettivo di dare voce alle istanze delle donne bellunesi e contribuire alla crescita del movimento e della comunità locale. Lucia D'Aloisio attualmente è assessora al bilancio, turismo e cultura all'Ozzo di Cadore. Gli auguri di buon lavoro sono arrivati dalla responsabile provinciale di Forza Italia Dario Scopella e dal suo vice Alessio Zanella. Compie 10 anni la lunga notte delle chiese, una notte bianca con concerti, visite guidate e altro ancora all'insegna di una ritrovata spiritualità, una ventina di eventi in programma il 6 giugno tra Belluno e Cortina.
Sono oltre 160 le diocesi che partecipano, più di 200 chiese, più di 250 eventi, per cui un'iniziativa che cresce dalle comunità, diciamo, dal popolo. Un modo nuovo di abitare i luoghi antichi, un'occasione per vivere i luoghi di culto attraverso concerti, riflessioni, spettacoli e momenti di silenzio. Il 6 giugno in quasi una ventina di chiese fra Belluno e Cortina ritorna per il decennale la Lunga Notte delle Chiese, una notte bianca partita nel 2016 che coinvolge ogni anno decine di migliaia di persone. Belluno si conferma tra le più attive con un programma ricco di appuntamenti e chiese aperte fino a tardi. L'obiettivo è chiaramente quello di usare, diciamo così, il linguaggio della musica, dell'arte, della cultura, della bellezza per trasmettere un messaggio che è di evangelizzazione che ogni anno si struttura di un tema. Quest'anno il tema è Abbracciami. E il significato è profondo, ci spiega Monsignor Giacomo Mazzorana dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Belluno-Feltre. Il quadro che viene presentato come icona è quello di Rembrandt, in cui proprio c'è un Dio Padre che si fa incontro a un figlio che si era perso e che lo abbraccia proprio con tenerezza materna e paterna. Difatti Rembrandt presenta proprio le due mani, una maschile e una femminile, anticipando quello che in fondo era anche Papa Luciani, che diceva Dio è padre e madre. Il programma completo viene aggiornato di ora in ora online all'indirizzo lunganottedellechiese.com. Nata in sordina 10 anni fa sull'onda emozionale della Langenacht der Kirchen austriaca, l'iniziativa coinvolge i 2/3 delle diocesi italiane e tutte le confessioni unite in un abbraccio di spiritualità a Dio e agli altri con amore. C'è tanta arte dentro le chiese, no? Un'occasione per magari vederle in un modo diverso e anche per avvicinare chi appunto non frequenta la chiesa. Sicuramente un'occasione che mischia musica, cultura, arte, ma anche appunto turismo, per il motivo per il quale mi vede in prima persona a fianco all'associazione, alla diocesi per questa iniziativa come amministrazione comunale. L'evento è gratuito e aperto a tutti ed è sostenuto dal Dicastero della Cultura e dell'Educazione del Vaticano e dal Ministero dei Beni Culturali. Non ho altri aggiornamenti da darvi né da Belluno né dalla Marca Trevigiana, quindi tutto, grazie davvero per l'attenzione. Subito dopo la sigla, come sempre, c'è il meteo. Buona serata.